online. Buonasera, buon pomeriggio a Buongiorno tutti. pomeriggio, buongiorno cari amici. Dai Elde, contaci qualcosa di carino. Al solito siamo arrivati all'appuntamento del sabato, dunque siamo qui in compagnia con voi. Quando inizia? Adesso, inizia ora. Qualcuno ha chiesto quando inizia. Ciao Sofia, benvenuta. Noi appunto oggi abbiamo a disposizione questo tempo per darvi delle risposte a una domanda gratuita. La risposta vi verrà data sia col pendolino sia con le sibille. Dunque vi ricordo che è importante per noi poter aggrapparsi o raggiungere la giusta scia energetica. Dunque metteteci il vostro nome, la vostra data e la domanda precisa, mi raccomando. Più la domanda è precisa, più la risposta è attendibile e precisa. Bene, detto questo, vi ricordo che con oggi si concludono gli appuntamenti settimanali, ma che questi appuntamenti sono distribuiti nell'arco della settimana a partire da lunedì. A lunedì sera abbiamo infatti l'incontro con il gruppo I Magicerceri Bertoldini su Telegram. Questo incontro dura un'ora tra le 20:30 e le 21:30. Lunedì poi continua sul mio canale YouTube con la diretta, perché da questa settimana che arriva comincerò la diretta invece del martedì, la farò il lunedì alle 21:30. Dunque l'appuntamento è spostato, anticipato al lunedì. Poi torniamo in diretta il mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30 fino alle 21 e venerdì sera sul mio canale YouTube tra le 20:30 e le 21. Poi ovviamente, come oggi, sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 16. Bene, questo è un po' quanto. Ho ricordato insomma gli appuntamenti della settimana per le dirette e dunque per le stese gratuite. Vi ricordo una domanda a ciascuno e la domanda deve essere formulata in modo chiaro, dateci anche le indicazioni energetiche. Allora, Marietto, abbiamo già una domanda, io non so tu a che punto sei. E sto ancora mettendo un po' Con... di link, sto linkando e spammando il mondo Ok, di Face, che sai che ci vogliono bene e ci cercano, no? Però alcuni amici non sì. sanno ancora, perché anche oggi una persona mi ha chiesto come faceva a collegarsi A con noi, raggiungerci, a raggiungerci, sì, 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 sì. sì, Voglio, è necessario. Ilde, ricordagli anche della community che adesso abbiamo, che possono scrivere Ah, è sotto. vero. Allora, Mm. beh, per cominciare, è chiaro che per poter commentare alle dirette è necessario che siate iscritti ai canali, dunque al canale YouTube del Marietto Veneziano per commentare qua oggi e al canale YouTube, al mio canale YouTube quando sarete alle dirette con me del lunedì e del venerdì. Dunque questo è importante. Poi un'altra cosa che ha già detto appunto il Marietto, vi ha anticipato che c'è una nuova sezione nei nostri canali. Io non la uso tantissimo, per dire la verità, non l'ho usata ancora mai, però esiste la sezione community che potete trovare nella home del canale. Dunque, Che il se vostro Marietto usa, è il abbondantemente. Marietto invece usa, lui è molto bravo in queste cose, dunque troverete sicuramente degli strumenti, circuiti e tante altre cose che il Marietto mette a disposizione lì per il download gratuito. Dunque non perdetevi questa sezione della community sul suo canale YouTube. Io inutile che faccio promesse, non credo, forse ogni tanto lo userò anch'io, ma di sicuro il Marietto sì. Bene, allora, detto questo Sono abbiamo pronto. già una serie di domande, se sei pronto Io cominciamo. sono prontissimo, ma salutiamo la Paola Cherilli che è arrivata, la Mon Meg, la Sofia, la Sì, Kiwi, Meg, Kiwi e Sofia l'ho salutata Laura prima, Siani, ecco, bene, Laura, bene. benissimo. Bene, prepariamoci per le domande. Via, è scaldissimo, spalpita Scaldissimo. il pendolino, eh. Anzi, brucia così tanto che dovrei usare quello di pietra. No, uso questo qui, va. Via. Va Dimmi la bene, domanda, va. l'importante è che hai le vitamine. Le Gli hai vitamine, dato le oggi il vitamine. pendolino è come... È ben nutrito? Sì, Bene. Allora abbiamo una domanda, sì. chiede se avrà un cambio lavorativo Sofia. No, scusami, Francesca? Francesca, 25 luglio 74.
Quindi penso nei prossimi tempi, via, via. Sì. Vediamo un po'. Chiaro che in tanti anni, se andassimo a vedere tanto avanti, prima o poi. Sento delle fortissime energie, mi pulsa il palmo della mano, il taglio del palmo della mano. Mh. Ma, cavoli, ma Francesca cosa sta succedendo? Sento una pulsazione come sai quando ti pulsa forte col sangue qualche Sì, parte sì, dei sì, 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 sì. questo cambio di lavoro mi sa che È è tanto sperato. è tanto sperato, sì, perché dà tante quell'energia che prima andava sul no e poi non so quale motivo è andato proprio sul sì. Prova a vedere un po' con le sibille, fai una bella radiestesia. Mi fa Sì, vibrar cerchiamo la di mano questa capire Francesca, eh. Pensa se vuoi qualcosina, scappare vediamo tutti i un po'. posti. Mamma mia. Devo farmi un po' Evidentemente sì. di reiki alla manina dici? No scherzo, non Ma faccio tanto. cosa, non tirare in ballo. Lascia stare il can che dorme. Non apriamo problematiche. Allora, ma io al taglio, devo essere sincera, ho visto dottore e amore. È un po' come se, ho avuto la sensazione che forse su questo posto di lavoro o nel posto di lavoro, insomma, lei abbia magari trovato qualcuno, che però è una situazione non in quadro da guarire, diciamo così. Comunque, vediamo un po' cosa dicono le sibille. Abbiamo qualcosa che è cambiato non per sua volontà, è cambiato forse un approccio che è diventato più intimo e ha portato, come dire, qualcosa di, sì, di comunque allegro, comunque dava una buona speranza. In realtà adesso vedo che è costretta a fingere, la vedo piangere. Francesca, non ti vedo tanto felice lì dove sei. Non so se per questioni, se per il posto di lavoro in sé o se appunto è legato a una questione sentimentale. Comunque nel prossimo periodo penso che tu chiederai il sostegno, il supporto, i consigli di una persona che comunque ti saprà indicare anche le cose giuste e le cose sbagliate, cercherà di farlo anche con una certa forza perché ti vede giù di morale. Ad ogni modo, dunque è possibile che tu chieda l'intervento di qualcuno anche per cambiare posto di lavoro. Effettivamente c'è un raffreddamento generale nel prossimo periodo e ti vedo nella necessità proprio di impiantare una strategia e di pensare proprio a un piano B. Comunque vedo che raccogli, nel senso che è possibile che dopo tanto penare e non poche difficoltà tu possa effettivamente avere una qualche occasione, anche se all'inizio una proposta che sembrava allettante in realtà si allontana, poi avrai un valido colloquio di lavoro. Dunque per me sì, però non nell'immediato chiaramente, c'è un pochettino da attendere ancora. Vediamo la prossima domanda. Diciamo prossima domanda, penso che è Sì, Laura Stiani. Laura, sì. Laura Buon scusa, Laura. pomeriggio. Volevo sapere se chi mi ha effettuato la lettura dei registri akashici mi ha detto la verità. Allora farei Laura, 23 maggio dell'80, fai la tua premessa, Marietto. bisogna, vedere prima di tutto, se avete visto la mia pillola su queste cose qua. Poi bisogna anche vedere di che caratura però, io ci tento, vediamo un po', non vorrei dire magari è una persona bravissima che Magari è ci brava, tenta, infatti. magari è Vediamo cosa brava. dice il pendolino. Laura, Mh-mh. 23 maggio dell'80, vediamo se le hanno detto la verità su quello che hanno letto nei registri akashici.
Beh sì, non era proprio un'anatra zoppa, Quello che ti ha detto qualcosina effettivamente sì, diciamo che magari non su Era tutto, tra i ma prima era no, poi sì, dunque probabilmente magari ci ha messo un po' a sintonizzarsi, qualcosa non era del sì, tutto sì, così, qualcosa sì. sì. Sì, Comunque dovrei è prendere l'altro rimasto sì. circuito. Prova, tu Hilde, a fare una piccola radiestesia, Che va. altro circuito volevi prendere? Volevo vedere se quello s che dice se è stato favorevole o poco utile da sostituire Ah, oppure giusto, sì, 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 intanto perché sì, prova prima tu a fare una bella stesa, va ehm, bene. Allora vediamo per Laura. Vediamo se, questa lettura dei registri akashici com'è stata per lei, se così io ho trovato il quadrante, dopo andiamo in analisi, cioè non in okay. analisi da psichiatra, in analisi L'analisi andiamo a della controllare se era tutto fumo o niente arrosto o viceversa. Ma allora, non vedo carte di menzogna, anche se uh, qualcosa è stato un po' una forzatura, infatti c'è la carta del Mh. militare, dell'ammalato, cioè del dottore, dunque, però c'è stata buona volontà da parte della persona nella lettura. Ehm, Diciamo che, ho una fila qua, sospiri, gran consolazione e dispiacere che, mi dice che forse su qualcosa l'ha toccata un po', ma non era del tutto, cioè non era falso, ma non era vicino, non era del tutto vicino alla realtà. Però su altre cose, forse per quanto riguarda delle questioni attinenti al lavoro, invece c'è stata rispondenza, perché amore mercante e bambino o legato al lavoro o legato a un uomo che ha per quanto riguarda lei un rapporto importante, particolare, e dunque se le hanno parlato di questo uomo o di una situazione lavorativa, effettivamente su quello hanno preso, hanno indovinato. L'esito comunque è abbastanza positivo, ma non tantissimo. Vedi, c'è qualcosa che non va sul suo passato. Però, dai, non è un no pieno. Vediamo cosa dice quel circuito, Marietto. Esatto, vediamo questo quadrante radiostesico come valuta quel lavoro lì per la laurea, Vediamo un Ok. po', perché il pendolino è uno spione. Eh sì, vediamo la qualità di quella lettura. Direi che tutto sommato è stato tra il Mm, discreto e il buono, bene, cioè bene. né con lode né con infamia, non è No, stato un vabbè, è 100 già di 10 buono, lode. ci son No, certi Laura, brava, è anche stata bravina sì, sì, diciamo, sì. Coi Sì, sì, tempi sì. che corrono, con quello che gira, ti sei salvata, Non hai buttato via il tempo, mettiamola giù così. Poteva Bene, andarti bene. peggio, poteva andarti peggio. Mh, mh, mh. Allora, abbiamo la domanda di Mon. Sì? Monica chiede se riabbraccerà presto i suoi genitori. Fammi un po' Poi ha vedere. messo le sue date, cioè la data e le date dei suoi genitori. Monica 12 gennaio 71, la mamma Adriana Sì? 17 maggio 48 e il padre Walter 24 ottobre 45. Vediamo se Mh. li riabbraccia Eh, presto. vediamo se fa un ritorno a nella nazione, Vediamo la Monica. Mh. Sì, chiedi solo se li riabbraccia, perché magari non mi sembra Ah, vero, difficile, vero, vero, magari vero. siano loro, però e presto cosa potrà intendere? L'arco entro l'estate? Diamo un tempo, va, perché magari è un po' troppo. Mh. Non si muove 'sto pendolino. Senti, puoi soffiare un po' dalla Soffiamo. cessilia? Proprio perché è proprio vediamo qualcosina. Soffia ancora un pochino? No, dai che sto andando prima che mi venga un giramento di testa. Dai che non Mh. si
a fatica, Monica, forse a fine diciamo estate. che se li Mh. vedi ci vorrà un pochettino di tempo, però effettivamente alla fine le riabbraccerai, sì. Bene, vediamo cosa Mh. dicono le sibille. Dai, Cavoli, vediamo cosa guardate dicono i i capelli sibilli. adesso, mi fanno un prurito quando si mettono sulla faccia. Accidenti. Allora, Mannaggia, 'sto pendolino qui, devo dargli più vitamina C. più vitamina, eh. Sì. Allora, vediamo Monica se riabbraccia la mamma Adriana, papà Walter. Mh-mh. Sì, sì, sì. Io penso di sì Monica, che devi A abbracciarlo. vedere già il taglio. Certo, ora c'è tanta lontananza e forse questo viaggio è già stato progettato e disdetto non a causa tua. Mh. Sì, il rincontro c'è, c'è. Allora, vedi, secondo me è già una partenza che è stata rimandata, vedi che c'è sospiri e viaggio, dunque è proprio un viaggio che desideri fare che non hai potuto fare, secondo me era già pianificato o in progetto e dunque c'è della nostalgia, della mancanza e la speranza che si possa fare. Prossimamente dovrai importi un po', forse devi essere determinata sul posto di lavoro e decidere di partire. Comunque non sarà subito, infatti vedo che comunque riceverai una notizia non positiva, dunque probabilmente non ti verrà accordato un permesso a breve o comunque per qualche ragione non riuscirai a partire, ma più avanti, diciamo fra un mese e mezzo, due, dovresti proprio riuscire perché c'è poi la buona notizia e la possibilità di andare, ma forse anche un mese, diciamo anche un mesetto. Comunque vedi che c'è proprio il rincontro? Dunque sì, la risposta è sì. Qualche ostacolino, ma sì. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, Elisa, né? Vedi? Elisa, sì, sì, Elisa Bianchi ha messo poi la sua data sotto, Sì, perciò sotto di diciamo, sotto buon pomeriggio, vorrei sapere se entro fine anno mi licenzio, 19 gennaio 77, Elisa. facciamo una domandina, pendolino, se l'Elisa si licenzia. Ah, c'è anche Sara, ciao Sara. Ciao Sarina, ciao cara, che sempre mette commenti positivi Mm, mm. sul e io la vedo brutta che si licenzia. Mi sa che È però una domanda se entro fine anno. Elisa mi sa che la vedo dura licenziarsi da Vediamo, lì. vediamo cosa dicono le Guarda un po' te, sibille. perché magari si licenzia magari dopo, l'anno dopo, però entro Magari fine comincia anno l'anno nuovo diversamente. Vediamo intanto, la domanda è entro fine anno, dunque con le sibille ci arriviamo per un pelo, perché sempre quei 3-6 mesi. È giù, lei Lisa, mi è partita una carta dell'ammalato, l'abbattimento morale, dunque probabilmente proprio soffre lì. Sta aspettando, secondo me, notizia da qualche altra parte. Allora, la stesa sembra abbastanza positiva, nel senso che abbiamo, soprattutto nel passato, ci sono stati dei momenti dove ha raccolto anche delle soddisfazioni, anche abbastanza, non dico importanti, non c'è gloria onori, però ci sono dei riconoscimenti di tipo materiale, ma anche conversazione. Insomma, in passato non era male, il problema è adesso, sembra che sia subentrato, non so se un nuovo capo o qualcuno veramente duro da sopportare.
con un carattere, signori. Dunque è possibile che lei veramente già da un po' che cerchi l'occasione buona. Ehm, secondo me un'occasione buona ci sarà, cioè tu individuerai un altro posto o un'altra attività perché vedo tutte carte positive, ma l'esito è l'esito che non è favorevole. Cioè è possibile che tu venga a sapere di qualche posto, ma che per qualche ragione si potrebbero congelare le possibilità nell'immediato. Vedi che comunque ti vedo ancora dover fare buon viso cattiva sorte perché malinconia e il nemico non sono un sì pieno. Dunque è possibile, come ti ho detto, guardando la stesa, che verranno fuori delle occasioni, delle opportunità da cogliere e anche comunque della fortuna. Non ti nascondo che secondo me un po' la situazione sul lavoro dovrebbe andare migliorando. Dunque, aspetta, magari non sei tu ad andarsene, magari è quella persona là che se ne andrà. Chissà, andiamo a vedere. Allora, prossima domanda. Attenzione però che c'è la Mon Meg che dice che ha dei bellissimi colori nei capelli. Guarda un po'. Dove l'ha scritto? Sì, Piccolo sì. gossip. Eh sì, Ah, tieni in grazie. considerazione. Sì, ma Ilde, chi ti ha ispirato sul colore? Ammettilo. Sì, sì, sì. Ormai 2 anni fa fu il Marietto a dirmi: "Tu staresti benissimo rossa". Sì. Mon Meg, ti ha ispirato anche te. Scherzo, Ah, no, tu dai. sentilo, guarda Urlia, sempre modestino e sempre Sì. all'opera. No. Grazie Monica, comunque grazie. Allora, Grazie Monica, lo vedi. Grazie. Andiamo avanti, quindi. ah ecco, dunque dice Laura che le ha dato qualche imbeccata, comunque. Sì, sì. Ho Sì, visto, vedi che le ha parlato di un uomo, sono brava. Sì, sì. Modestina, Allora, Modestina. Andiamo avanti, vabbè, ma a me mi danno conferme loro, questo non è che lo dico io, anzi ringrazio, io sono sempre un po' titubante perché conosco poco o niente tranne la data e qui che la domanda, perciò potete capire che per me è una soddisfazione. Allora, andiamo avanti, c'è la domanda di Veronica, se non Sì. sbaglio, dimmi se ho saltato qualcuno. No. Ma non mi sembra, Nessuno, ok. ce la fa. Benissimo Veronica. Allora, Leone, nata l'11 agosto 78, ieri sera ho chiamato Alessandro, 4 aprile 80, ma non ho parlato perché non ho avuto il coraggio di parlare. Che mi chiama quando? E secondo me, Ma sotto ho scritto ancora. sì, ne ha scritti altri 2, ti volevo chiedere se Alessandro ha pensato che fossi... Ah, ok. Mm. Forse vuole chiedere se la chiama quando capirà che è stata lei a chiamare, Aspetta, sì, vuole m'ha capire scritto se... ancora un'altra volta. Ancora un'altra ancora? Sì, ciao, Sì. sono Veronica Leone, nata vedi un incontro fuori dal lavoro con Alessandro. Ecco, sotto Quando? l'ultima mi sembra più chiara la domanda, la Ok. terza. Vabbè, lei ci ha spiegato che l'ha chiamato, non ha avuto il coraggio di parlare. Ora vuole Cioè lei sapere lei scusami Ildi, traduci, lei ha chiamato lui? allora, da quello che capisco è Sì? che lei lo ha chiamato, Ah, non ha avuto telefonicamente sicuramente, non ha avuto il coraggio di parlare. cioè così ha fatto Dunque, una telefonata anonima? Tipo quella che si vede in film probabilmente di sì. tipo quella che si vede in film di Dario Argento Basta che che non abbia ansimato il telefono. appunto, dico, Poi anzimato, ma ha telefonato su poi vabbè. WhatsApp o ha telefonato no, Qua voglio non dire importa. vabbè no, Andiamo no, lasciamo gossip. andiamo avanti. Allora, prima domanda, la prima curiosità è voleva sapere se Alessandro ha Ha capito capito che era lei. E se era c'è lei. E poi scusa. insomma se si farà avanti questo Alessandro, Va bene dai. a stringere dai. Abbiam Adesso l'abbiamo capito messo su che Reddit, l'abbiamo messo su riguarda il Reddit, posto di Veronica. lavoro. Certo Veronica, noi con tutto il rispetto. Se Allora Alessandro vediamo. si fa A vivo. cosa sei? Ah, ok. Se Alessandro si farà vivo, va bene. Mh. Mh. Eh.
Io la vedo un po'. Forse non ha capito che era lei. Eh sì, ma Vedi se magari ha capito. Prova a sì, capire se era l'avrà lei. capita, però io vedo un no, non è proprio un no deciso, però è un no pragmatico. Senti Hilde, ho bisogno di te, fai una bella stesa, guarda un O è po' un se no diplomatico? Vediamo un pochettino se è un no cosa un dice. po', Dunque, a Alessandro, parte gli 4 figli scherzi, dello chiaramente, 80 quando e si parla di Veronica. sentimenti si è sempre un po' delicato. Vediamo, Vediamo un pochino. Attenzione però che Maria Cardosi dice: "Cara, dopo Veronica ci sono, per favore non saltate, grazie". No, C'è no, no, Maria. dopo Veronica, adesso noi rispondiamo a Veronica che comunque ha scritto più o meno la stessa domanda in 4 versioni e poi c'è lei, certo. Sì, 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 sì. Ah sì, infatti, esatto, la Maria dice: Dice solo il suo Infatti io nome, l'avrei saltata, grazie subito, Maria, perché vai. ti avrei saltata perché proprio non. No, non l'avevi vista. Beh, c'ero anche io, non ti preoccupare. Allora, intanto vediamo Vabbè, su Alessandro. 8 occhi è meglio che 4. Beh, così al momento ne abbiamo 6. È vero. Allora, I 2 sono qui, ecco, ora sì, in questo momento 4, ecco adesso li ha messi su. Allora, vediamo se In più Alessandro per i casi difficili uso anche la situazione. ecco, il caso talpa. Comunque, torniamo alla domanda di Veronica Sì. e vediamo un pochettino se Alessandro, ovviamente faccio la premessa doverosa che faccio sempre a tutti, non è detto che sia un no definitivo, perché le No, è sibille chiaro. vanno 3, massimo 6 mesi, quando già mi spingo. Poi ecco, ti ricordi che l'altro giorno parlavamo e dicevamo che dovevamo spiegare bene anche che, se alcune volte diciamo sì e no, visto che sono domande singole, strette, chiuse, poi non è detto che se è un sì quella persona è una brava persona. Ti ricordi Hilde Ah che sì, avevamo adesso lo detto spieghiamo. Fammi vedere esa per Veronica che se no ci resta sì brava, appesa. spiega la Ricordatelo tua. però, eh. Sì, 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 spiegalo perché è importante questa cosa qua. Certo. Allora, beh, la stesa non è totalmente negativa fino a un certo punto. Diciamo che sembra che ci sia, comunque, una simpatia reciproca, almeno da quello che vedo, non è proprio una cosa solo di Veronica. Però, diciamo che il fatto di essere sul posto di lavoro. Mh. Ecco, il fatto di essere sul posto di lavoro porta non poche problematiche e, dunque, c'è anche non c'è libertà, ecco, nel potersi spingere o andare oltre. Cioè nel passato sembra che la cosa fosse ferma lì, a rapporto di tipo lavorativo. Adesso comunque vedo che, non so se siete proprio colleghi, se collaborate, in qualche progetto, però vi vedo particolarmente affiatati comunque, solo che è possibile che, nel prossimo periodo cambi qualcosa, eh. Io non so se lui è già impegnato o ha nella testa una donna del suo passato. Comunque, se così fosse, vedo comunque una specie di interruzione nei tuoi confronti, come se un qualcosa che non riguarda te, non voluto da te, che capita all'improvviso, possa un pochettino allontanarlo. Però non è del tutto negativa la faccenda perché chiude con fortuna, certo con un po' di malinconia e allegria. Dunque è possibile che magari tu accetterai che non se ne faccia nulla, non so, non vedo una partenza o uno slancio concreto, al di là di un periodo positivo che stai vivendo adesso. Adesso vi vedo particolarmente affiatati, però secondo me lui ha ancora nella testa qualcuna, non mi sembra completamente libero. Comunque, ad ogni modo,
vedi che c'è una persona, e ti dico che c'è una persona perché donna di servizio nemica chiaramente non può descrivere te, ma qualcuna con cui lui sta già e che nei tuoi confronti ovviamente ti crea ostacolo. Probabilmente lui ha già un interesse verso un'altra persona. Comunque c'è l'affiatamento, lo capisco che magari ti interessa questo ragazzo qua, perché sembra che ci sia un buon accordo fra voi. Allora, vediamo Maria. No, però prima spiega Giusto, giusto. abbiamo appena finito la filippica, che è importante Allora, questo, eh. ecco, noi ci teniamo a dirvi una cosa. Chiaramente noi vediamo la situazione relativa alla domanda che ponete. Dunque, ovviamente abbiamo una serie di domande che incalzano una dietro l'altra e dunque ci limitiamo a darvi una risposta legata a quello che è il vostro quesito, la vostra domanda. E dunque è al di là di valutazioni di sorta, cioè noi non vi diciamo sì, ok, quello torna, però guarda, evita perché non è una bella persona. In questa sede chiaramente non possiamo approfondire così, ma in Certo. consulto privato queste cose vengono valutate, cioè noi guardiamo se quella persona è compatibile con voi o con la radiestesia o con altre metodologie, nel mio caso con l'astrologia antica, dunque noi lo vediamo se perdete tempo oppure no, o se c'è qualcosa che vale la pena di sopportare in vista di un risultato in futuro. Dunque è chiaro che noi qua in questa sede non siamo in grado di dirvelo, però ci tenevamo a dirvi che è vero, sì, a volte vediamo che tornano, ma non significa che poi sarete felici. Esatto, che non è un sicco di santo, capito? È questo il concetto, questo è perché importante. alcune volte non sono delle vittorie, ma sono delle vittorie di Pirro, capite? Quindi non è che bisogna fare salti di gioia, è questo che A volevamo volte, tenerci. a volte è meglio perderli che trovarli per Esatto, 2 volte. esatto, Ecco, è questo dunque, che volevamo. ovviamente in fase di consulto privato questo riusciamo a vederlo perché è tutto sviluppato in base ai vostri quesiti in un arco di tempo molto più esteso, Ed è okay? per questo che alcune Non volte so il pendolino trema un pochettino, perché magari vede che non è sì, proprio il vostro top di gamma, mettiamola giù così in modo mh. molto terra terra, però magari dice sì, però è chiaro che è un sì che magari fa felice quei 30 secondi Sul nella vita. momento, poi dopo vi porta magari qualche altra lacrima, Capito? E questo è oppure molto magari importante da dire, eh. Noi rispondiamo solo alle domande in modo più sintetico che si può, però è chiaro che non sono delle domande risposte analitiche, son delle risposte sono scevre da altre forme di valutazione. Dunque esatto, questo. questo era importante dirlo. Sì, no, perché poi Allora magari, andate a dire in giro: "Sì, mi hai detto di sì", però è chiaro che poi se magari vi aspettavate una Ferrari e arriva una 500 con le 4 ruote bucate, e poi magari capito? è un sì e dura una settimana, ma comunque era un sì per noi, non è che possiamo Esatto, è non so questo. se ci siamo spiegati. Va bene, Ecco, vediamo, facciamo solo il nome: Maria, 14 febbraio sì. 61, Paolo 9 luglio 59. Vuole sapere se lui è fedele e se le sta dicendo la verità. Son 2 domande allora, eh. Vabbè, Eh lui sì, le 2 starà domande gliele dicendo rispondiamo. lui le sta Sì. dicendo: "No, io ti sono fedele". Vediamo se sta dicendo la verità. Allora, stavi dicendo allora, fedele solo di nome, ma di fatto la vedo un po' difficilina, eh. La vedo un po' difficile. Vediamo se dice la verità. Mhmm, Marisa Maria. Maria scusa. Aspetta che prendo la lente perché devo Gli sicuro che occhiali non Maria bastano. Maria, Maria, sì, sì, tranquilla. sì, sono un tampone. Dai, prova te a vedere quelle sibille. Vediamo. Maria e Paolo. Vediamo un po'.
molto orgoglioso comunque lui. No. Maria, mi dispiace, non ti sta dicendo la verità. Allora, io non so che tipo di ostacolo e che blocco abbiate avuto nella vostra relazione, ma a un certo punto è come se da che c'era amore, fedeltà, è un bellissimo progetto a due, ma poi non so, forse qualcuno dei due ha sbagliato oppure si è bloccato, non ha più camminato insieme all'altro, e ci sono state delle grandi incomprensioni nel tempo, ma anche, vedi, questa è la carta di qualche bugia, non è recente, c'è già qualche bugia in passato, qualche pettegolezzo che probabilmente ti è anche giunto nel passato, comunque non è tutta roba di adesso, però adesso vedi che c'è la falsità vicino all'amante. Non ti sta dicendo proprio tutto, eh? Mm. E probabilmente c'è un amore facile qua, vedi che ti sta nascondendo qualcosina, sì, mi dispiace. Però devo dirti una cosa, alla lunga la vinci tu, se ti può consolare, però in questo momento è lontano da te. Eh già. La Maria ha Vedi? una domanda sotto, chiede se ha una donna, visto che la situazione è così. Sì, secondo me ha una. O si è invaghito di una, non è detto che abbia una relazione. Io qua non ho guardato quello, ho guardato secondo la tua domanda se lui ti sta dicendo la verità e se ti è fedele. Io vedo bugie, io le vedo, e vedo che lui si è preso una sbandata per qualcuna. Da qua a dirti che ha una relazione non lo so, però che si è allontanato da te sì. Aspetta, La vinci tu, aspetta che però provo io, fammi vedere se c'ha subito questo se c'è già sistema un'altra. così la Maria. Per quello non mi faccio vedere, così posso sempre andare in giro a testa alta, senza farmi. Vabbè, non è mica colpa nostra, noi diciamo quello che vediamo. Vediamo se c'è un'altra. Sembra di no, sembra. Aspetta. Ma ti ripeto, a me sembra più che lui abbia magari fantasie su qualcuno, Sì, esatto, non che proprio ci sia non c'è ciccia, ecco, però lui l'occhio vispo. Mettigli meno peperoncino nella pasta. Sì, è un tipino birichino, però non c'è Allora, niente di concreto, diciamo. sì, anch'io non vedo. Mh. Allora, Gaetana. Vediamo un po', andiamo avanti. Allora abbiamo Giovanna che ci chiede se una certa Gaetana del 17 settembre 36 smetterà di fare del male Alla a me Giovanna. e alla mia famiglia. Mm. Giovanna, giusto? Sì, Giovanna. Vediamo se questa Gaetana la smette. Se non smette prima o poi, vista la data, la smette per forza. Altro che guarda lì, guarda lì, guarda Alle lì. 36. Mamma mia. Si vedrà la Comunque, prima, se si era visto la prima, no, la prima no, la seconda. Allora, la vediamo seconda se. guerra se l'hai vista. Naso duro però, Eh, Non molla questa signora qua, No, 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 no. mm. No, 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 non smetterà. Mollerà quando ci sarà il posto anche per Solo lei. la genetica riuscirà a darvi una mano con quella. Mettiti il cuore in Vediamo un pace po' che prova Gaetana. un po'. Hilde, fammi vedere un La po' cosa. Gaetana. Ho la sensazione, non so, zia. Non so, ma arriva questo, la zia. Vediamo comunque. Hilde, ma hai visto l'orario?
Ah, caspita, è vero. Sono Oggi, gli vabbè, straordinari. rispondiamo, vediamo Giovanna ancora ormai che l'abbiamo. Sì, ormai sì. Sì, 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 sì. Vediamo Giovanna. Dunque, se questa signora Gaetana Asciura, che non molla, vediamo se Non smetterà molla, di fare del male. non è dura, bisogna metterlo. Guarda il taglio. Prigione e gelosia, questa è tremenda. Sì, 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 questa qui non molla. Questa secondo me è una vecchia zia, non so perché mi arriva così. Beh, sai cosa? Ma secondo me dovranno mettere di mezzo pure qualche avvocato, non lo so. Comunque, andiamo avanti, vediamo un pochettino con ordine. Questa già effettivamente, ehm, tra l'altro deve essere un tipo falso, non un tipo che si è fatta avanti sotto mentite spoglie, nel senso si è dimostrata molto ehm, donna di servizio, cioè la vecchia signora è donna di servizio, dunque è come se abbia cercato di darsi da fare, no, per rendersi importante, ha anche fatto, diciamo, è stata anche vicino in un momento in cui qualcuno è stato male. Almeno questo è quello che riesco a dedurre da questa linea. Sì, Però in realtà era, vedi, eh, un barbatrucco, insomma, un cavallo di... sì, 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 in realtà veramente loro pagano le spese ancora, c'è il dottore, dispiacere, pensiero, sospiri, dunque gli ha dato non pochi grattacapi questa signora ancora adesso. Mm, mm. Devo dire che non mollerà tanto presto, ci prova ancora più avanti. Mm. Non lo so come mai, ma non so se si è alleata con una persona, forse manda avanti anche un uomo e lo spinge lei, non è che questo qua, cioè capisci, non gioca neanche in prima persona, manda anche avanti qualcuno più giovane. Comunque cercherà ancora di creare, secondo me, non lo so, ma da quello che percepisco sembra che ami creare zizzania o comunque legato a questioni di natura economica. Sì. Guarda, il sacerdote mi fa pensare che dovrete avviare una cosa legale, alla lunga. O qualcosa di legale o farvi giustizia in qualche modo, perché poi alla fine avete costanza e consolazione, però questa qua finché respira Mm, mm. è un po' così. Va bene. Benissimo, allora Marietto, noi abbiamo sforato Forato di quattro questo. ore, vedi? Sì, sì, Poi i sì. sindacati, sai, la mascherina, Già. no, no, portiamo la mascherina, i sindacati, il Covid, insomma, tutte quelle cose lì, insomma, 4 ore Sì, è tanto, è tanta roba, abbiamo eh, risposto tutti bene, sono, eh. sono contento di ospitarti nel mio canale. Grazie, grazie. Allora, cosa diciamo ai Ehm, nostri diciamo, tornate, se non siamo riusciti a rispondervi oggi, mi raccomando, tornate lunedì sera, ci sarà la mia diretta sul canale YouTube, il mio canale YouTube, amici? Sì, scusate. però spiegagli che possono venire anche nel gruppo alle 20:30. Certo, allora noi lunedì appunto siamo nel gruppo I Magici Arcieri Bertoldini su Telegram. Telegram, per chi non lo sapesse, è un'app, dunque può essere alla stregua di WhatsApp, di altri servizi di messaggeria, così dove si possono creare dei gruppi e noi appunto tramite questa app gratuita diamo questa opportunità con questo gruppo di studi gratuito dove ci riuniamo per parlare di ermetismo, di cabala, di radionica, radiestesia. Dunque, questi sono gli ambiti nei quali ci muoviamo all'interno di questo gruppo. Ripeto, è un gruppo gratuito aperto a tutti. Dunque, in qualsiasi momento potete aggiungervi e raggiungerci tramite il link di invito che trovate in descrizione. Lo metterai, vero Marietto, in descrizione al video? Ma sempre, certo, sempre lo metti. Perfetto, dunque lo trovate in descrizione al video quando, se volete, appunto, basta che abbiate scaricato e installato Telegram
e vi basterà poi cliccare su questo link per essere aggiunti automaticamente al gruppo. Sì, E esatto. noi ci ritroviamo in questo gruppo ogni lunedì tra le 20:30 e le 21:30. Finito alle 21:30 ci sarà la diretta sul mio canale YouTube, sempre lunedì sera, dunque sarà una serata, se vorrete, in nostra compagnia fino alla fine. Poi torniamo con la diretta mercoledì alle 20:30 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dove come ospite ho la Hildegard, tanto per... Sempre che mi voglia ancora, Ma sì, va. ospite nel canale. Poi ci sarà venerdì sera sul mio canale YouTube la diretta, sempre tra le 20:30 e le 21, il sabato, come avete visto oggi, dalle 4 in avanti, non diciamo mezz'ora perché sforiamo ultimamente sempre, sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi ricordo che per poter commentare dovete essere iscritti al canale, sia il canale del Marietto sia il mio canale YouTube, Esatto, così sì. che appunto potrete ricevere una risposta gratuitamente. Bene, che Ma dire, se vi abbiamo... interessa però sappiate che oltre alla possibilità appunto di una domanda gratuita, noi siamo dei professionisti e vi possiamo ricevere ovviamente su appuntamento per un consulto approfondito. Un consulto ha una durata di 1 ora e un costo di 20 euro. Esatto. Dunque, Sì, esatto, se bisogna anche volete... ricordare di non chiamarci in PVT per farci domande gratis, perché noi non siamo Esatto, di quella pasta lì. Cioè, il privato è te lo soltanto dico del io magari in modo consultore. meno elegante, cioè io riceverò 30, 40 domande gratuite in PVT. Capite che se io spendo tutto quel tempo solo a leggere gente che vuole fare delle domande, quando c'è questo bellissimo spazio che doniamo gratuitamente nei vari giorni che vi diciamo, capite che non si lavora più. Quindi le Esatto. domande gratuite si fanno in questo spazio che il Garda e Marietto Veneziano, questa finestra, mette a disposizione di tutti, e se ci volete contattare in PVT è solo per consulenze. Va bene così, Ilde? Oh, l'hai detto benissimo, benissimo. No, Va perché perdiamo bene, un sacco di allora tempo a rispondere a sì, persone che poi non vogliono far niente, nel senso che fondamentalmente, con una risposta, ve lo abbiamo spiegato anche noi, potrebbe essere un sì, però un sì che porta solamente amarezza, ecco. esatto, in certi casi un approfondimento ve lo potete anche regalare, nel senso ci sta Mh. in qualche situazione. In altre, se non si può, noi siamo sempre disponibili con questi spazi che appunto doniamo gratuitamente. Bene Marietto, allora vi auguriamo un buonissimo fine settimana, tornate a trovarci lunedì con noi, dunque se vi fa piacere già nel gruppo e nella diretta con me sul mio canale YouTube e poi mercoledì, insomma, ripetiamo. Ci Sì. vediamo lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, ma cosa volete Oh. di più dalla vita? E poi Un avete digestivo per buttarci giù, Marietta. esatto, e poi avete sentito anche la Monica che dice che il colore della Hilde l'ha ispirata. Ah, bene, va bene. Mi Te fa lo dicono piacere. grazie Marietto, grazie. Sì, lo so, sono bravo. Eccolo là. Bene, Va okay, bene, buon chiudiamo Hilde. proseguimento a tutti. Sì, sì. Un caro saluto a tutti, a presto. A presto, ciao, 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 ciao. ciao.